La lunga attesa è giunta al termine, amici di Gazzetta Regionale. Buon 25 aprile da Adriano Berruti ed Emanuele Torres. E benvenuti all'Enrico Galli di Cerveteri, dove Tor Tre Teste e Tor di Quinto si contenderanno il titolo regionale della categoria Under 19, che come ormai di consueto fa da apripista alle finali regionali. Quinto, il buon lavoro di Picchetti che manda in verticale, poi Zappler con il break. Zappler prova il mancino, strozza la conclusione. Aldo cerca in questo modo, attenzione, Bizzocchi. Benedetti propone il cross dalla destra, si era inserito Torquati di prima di lui. Vaccarelli ad innescare la corsa di Chiappini, che vince un contrasto, poi prova a resistere anche a Mari. Chiappini arriva al limite, pensa che il mancino, lo prova Chiappini, Magri lungo, pallone in zona Angelini, buona la sponda di prima per Torquati, quindi al limite. Attenzione a Sardone che va via, da movimento a rientrare Angelini in orizzontale per Sardone, che può puntare dalla sinistra. Sardone 1 contro 1, va sul mancino, calcio di rigore, parte Bizzocchi col mancino, Bizzocchi sul palo. Onestamente non ne capisco l'utilità su un calcio di punizione da metà campo, che probabilmente verrà scodellato in area, e infatti è così. Nel pallone di Calicchia che spiove nei 16 metri, picchio! Il controllo, Benedetti va via Savelli, prende il fondo, propone il cross sul palo lontano, Sardone con le mani riesce a colpire Gaudio. Vaccarelli perde qui il duello, pallone che arriva in area, Benedetti al limite, Torquati pensa al destro, pallone alto, Pini prova subito a smentirci il numero 9 del Tor di Quinto con l'appoggio per il destro. Interviene bene Cerrato, poi Valentini in verticale, Chiappini in area, Chiappini calcia male col mancino e poi Magri. Savelli dalla bandierina, pallone tagliato, l'uscita di Magri che buca e poi sulla linea ha salvato a Duocchio, se non andiamo errati. Pallone in area, Valentini di testa, l'ha sbloccata il Tor di Quinto all'improvviso con il pallone lungo per il colpo di testa di Guido Valentini. Chiama il pallone Bizzocchi sul palo lontano, De Angelis, pallone lungo per Donadio che si arrampica, Di Martino direttamente in area di rigore. 1:40 al traguardo, Bizzocchi in area di rigore, pallone colpito da Vaccarelli e poi Benedetti ha pareggiato la Tor Tre Teste con il pallone in area, il tocco vincente di Capitan Benedetti. 99 minuti di gioco per decretare la vincitrice del titolo regionale tra Tor Tre Teste e Tor di Quinto, che chiudono dunque i 99 minuti di gioco sull'1-1. Numero 3 che va al limite dell'area a cercare i centimetri di Chiappini, che prolunga per Zappler. A penultimo uomo aveva perso per un attimo il controllo della sfera, poi è riuscito ad anticipare l'avversario che prova a ripartire. Attenzione a Vaccarelli, ottimo il break, Vaccarelli in area, Vaccarelli dentro per Chiappini, Rocco Chiappini timbra il cartellino, anche in finale Rocco Chiappini riporta avanti il Tor di Quinto, che qui accenna un colpo alla schiena di Vaccarelli ma poi probabilmente non lo affonda. Bizzocchi in area, pallone dentro, la copertura di Cortellesi, Bizzocchi ancora lui con le mani a riproporre nel cuore dell'area, pallone che rimane lì, è arrivato il gol, fuori gioco di Benedetti, incredibile. De Angelis punta Zappler, De Angelis va sul destro e mette dentro, pare veloce però la squadra di Contaldo. Magri ha già perso qualche secondo di troppo il portiere e arriva ora il triplice fischio di Farina che fa scoppiare la festa del Tor di Quinto. 14° titolo regionale nella categoria Under 19 per il Tor di Quinto, che trionfa grazie al gol di Chiappini nei tempi supplementari. Rispondono benissimo i ragazzi di Basili, che Calicchia alzi la coppa per liberare l'urlo di gioia che arriva adesso. Il Tor di Quinto si aggiudica per la 14ª volta il titolo dell'Under 19 regionale. Esulta Calicchia, esultano i suoi compagni.